Torre. Operaio padovano di 40 anni trovato impiccato ad un albero lungo l'argine di un fiume, si sarebbe tolto la vita poco dopo aver ricevuto la lettera di licenziamento dall'azienda in cui lavorava. 51enne morta a Verona dopo essere stata picchiata da un nordafricano che ospitava in casa. Sarà l'autopsia sul corpo disposta dalla procura ad accertare le cause del decesso. In Calabria, vasta operazione dei carabinieri contro lo spaccio di droga, detenzione illegale e porto in luogo pubblico di armi da guerra e ricettazione. Tra le piazze di spaccio anche Cortina d'Ampezzo, sequestrate 13 milioni di dosi. L'inchiesta Camaleonte sull'infiltrazione dell''ndrangheta nell'Alta Padovana, la prima udienza in aula Bunker a Mestre, subito rinviata al 3 febbraio per problemi tecnici nei videocollegamenti con gli imputati. Un giorno su 3 veneti respirano aria malata, è quanto emerge da un'indagine di Legambiente. 5 capoluoghi tra i più inquinati d'Italia nel 2019 e il nuovo anno inizia male, a Treviso già 19 sforamenti. Tappa storica a Conegliano, dove è stato firmato l'atto costitutivo del soggetto che si occuperà di gestire le colline del Prosecco patrimonio UNESCO. Primo obiettivo, arrivare ad 1 milione di presenze. Marcia della memoria delle penne nere di Bassano, dal Don a Nicola Iesca, la preghiera dell'Alpino recitata nel luogo in cui 77 anni fa venne combattuta una durissima battaglia tra italiani e l'Armata Rossa. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. In apertura un'ampia pagina di cronaca a partire da quanto accaduto nel Padovano, a Cinto Euganeo per l'esattezza, dove un operaio quarantenne si è tolto la vita, sembra dopo che l'azienda per cui lavorava gli aveva comunicato il licenziamento. Ci racconta tutto in collegamento la nostra Valentina Visentini. Buongiorno. Buongiorno da Cinto Euganeo, un operaio di 40 anni ha scelto di togliersi la vita in aperta campagna a Carmignano Sant'Urbano. L'uomo quarantenne residente proprio qui a Cinto Euganeo è stato trovato dai carabinieri di Este nel pomeriggio di mercoledì. Pare che all'origine del suo gesto estremo ci sia la notizia del licenziamento. Il quarantenne infatti ieri mattina si era presentato per il consueto turno di lavoro, ma l'azienda gli ha comunicato il licenziamento e così ha deciso di togliersi la vita. Lo avrebbe scritto anche in un bigliettino ritrovato dai carabinieri nella sua auto. La salma è già stata messa a disposizione dei familiari, intanto i suoi colleghi di lavoro hanno deciso di non presentarsi per il consueto turno di lavoro. Da Cinto Euganeo per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie a Valentina Visentina. Torniamo a parlare del femminicidio di Verona. Sarà l'autopsia a stabilire la verità sulla morte di Maria Stefania Kazuba, una donna polacca di 51 anni. Intanto continuano le indagini della squadra mobile della città scaligera. Maria Stefania, 51enne polacca, viveva a Verona da tanti anni e da qualche tempo ospitava il tunisino 41enne che martedì scorso si è recato in questura a Genova raccontando la sua verità. La donna è stata trovata senza vita dalla polizia della città scaligera con vari lividi sul volto ed un grosso trauma in testa. Ma sarà l'esame autoptico a stabilire l'esatta causa della morte della donna. Il delitto è avvenuto all'interno del residence Palladio, nella zona dello stadio Bentegodi, nell'abitazione della 51enne. Molti ancora gli aspetti da chiarire, così come la dinamica di quanto avvenuto nella notte tra domenica e lunedì nel corso di una lite tra i due. Le indagini sono coordinate in sinergia dalla Procura di Verona e da quella di Genova. Secondo il racconto del nordafricano, quella sera lui si sarebbe ubriacato e una volta a casa avrebbe iniziato una violenta lite con la 51enne. L'uomo avrebbe picchiata, poi si sarebbe coricato a letto fino alla mattina, quando al suo risveglio si sarebbe accorto che Maria Stefania non dava più segni di vita. Così si sarebbe allontanato arrivando a Genova fino a quando ha deciso di entrare in questura per raccontare quanto era accaduto. Immediatamente gli uomini della polizia scientifica di Verona e la squadra mobile si sono recati nell'abitazione della donna trovando il cadavere. Le indagini sono in corso per far luce su questo ennesimo caso di femminicidio. Tentò di uccidere l'ex compagna perché non accettava la fine della loro storia. 49enne condannato a 10 anni.
È stato condannato a 10 anni con rito abbreviato Antonio Salvadego, il 49enne accusato di tentato omicidio dell'ex compagna. Il 26 luglio scorso aveva aggredito la donna con un coltello dopo che lei gli aveva detto che il loro rapporto era finito. La decisione del giudice è arrivata al termine dell'udienza preliminare in tribunale a Padova. L'uomo è stato condannato anche ad una provvisionale immediatamente esecutiva di 30.000 euro per la donna. Il giudice non ha consentito l'alleggerimento della pena detentiva e così Salvadego rimarrà in carcere. Quella mattina di luglio l'aggressore, armato di un coltello da cucina, aveva atteso la vittima, una parrucchiera di 48 anni che lavorava in un centro commerciale di Albignasego, nel parcheggio davanti al negozio. La donna, mentre stava entrando nel salone, è stata avvicinata dall'ex compagno che le ha puntato il coltello alla gola. La vittima si è divincolata, ma lui ha infierito con la lama su un gruto e al coltello. A salvarla sono stati alcuni vigili urbani prima che intervenissero anche i carabinieri. La pena inferta dal giudice è il massimo previsto per un rito abbreviato. Vostra operazione dei Carabinieri di Reggio Calabria, operazione antidroga, e tra le piazze dello spaccio anche Cortina d'Ampezzo. Ci aggiorna su questa operazione in diretta Tiziana Bolognani. Buongiorno Tiziana. Sì, buongiorno, l'avete detto da studio, la droga calabrese dai campi di Gioia Tauro e Taurianova arrivava a Cortina d'Ampezzo grazie al doppio lavoro di Francesco Graziano, 41 anni, di Taurianova, che faceva il cuoco in un hotel della zona e che, secondo l'attività investigativa dei carabinieri del comando di Reggio Calabria, aveva avviato un'intensa attività di rivendita al dettaglio della droga prodotta e importata dalla provincia reggina. L'operazione, coordinata dalla Procura di Palmi, è scattata alle prime ore di oggi, ha portato all'arresto complessivo di 15 persone, tutte accusate a vario titolo di coltivazione, detenzione, vendita, acquisto e cessione di droga, ma anche detenzione di armi da guerra e da sparo e ricettazione, e all'emissione di un obbligo di firma nei confronti di una donna di Rosarno di 38 anni. Che cosa hanno scoperto i carabinieri? Che gli arrestati, utilizzando appezzamenti di terra nelle aree rurali tra i comuni di Gioia Tauro e Taurianova, erano dediti in modo sistematico alla coltivazione, alla lavorazione e al successivo spaccio di ingenti quantità di marijuana. I carabinieri hanno sequestrato più di 300 kg di sostanza stupefacente già pronta per essere immessa nel mercato illegale della droga nella piana di Gioia Tauro e in altre zone del territorio nazionale, e 30.000 piante in 3 vastissime piantagioni di canapa. Imponente il quantitativo di droga immessa nel mercato, oltre 13 milioni di dosi medie singole ricavabili dalla sostanza prodotta e venduta, mentre i profitti illeciti sono stati stimati in oltre 100 milioni di euro. Per ora è tutto, a voi. Buon lavoro anche a Tiziana Bolognani. Torna in Romania con la figlioletta e per anni non la fa vedere al padre. Un vicentino, una ballerina di lap dance, andrà ora a processo. Una storia d'amore finita per vie legali. Lei è una ballerina di lap dance rumena, lui butta fuori del locale nel Vicentino dove la ragazza lavorava. Una relazione fin dall'inizio non facile, sia per la differenza di età, 27 anni lei, 45 lui al tempo dei fatti, sia per lo stesso lavoro della ragazza. Dalla storia nasce una bimba oggi di 7 anni. Non soddisfatta della situazione di vita, la donna convince il compagno a portare la bimba dai nonni in Romania fino al 2015, quando anche lei lascia l'Italia e non si fa più viva. Vani i tentativi del padre di rivedere la figlia, che allora si è rivolto al tribunale riuscendo a vincere la sua battaglia. La bimba oggi vive con il papà. La madre invece dovrà rispondere in tribunale a Vicenza di sottrazione internazionale di minorenni. Il processo in aula bunker a Mestre sull'inchiesta Camaleonte, sulle infiltrazioni della 'ndrangheta in Veneto. Ebbene, la prima udienza è stata rinviata al 3 febbraio per alcuni problemi tecnici. Ci racconta tutto in diretta Filippo Fois. Buongiorno. Sì, buongiorno da Mestre. Dunque, a pochissimo dall'apertura del processo al clan dei Casalesi per infiltrazioni mafiose nel Veneto orientale, l'aula bunker di Mestre è stato teatro dell'apertura di un altro processo contro la criminalità organizzata. Questa volta si tratta di 53 imputati coinvolti nella cosiddetta operazione Camaleonte. Si tratta di un'organizzazione, secondo l'accusa, affiliata alla 'ndrangheta. L'udienza preliminare però in questo caso si è conclusa dopo circa un'ora ed è stata rimandata l'udienza al 3 febbraio a causa di problemi tecnici che si sono manifestati
durante il dibattimento. Alcuni degli imputati erano in videocollegamento da siti protetti o da carceri di massima sicurezza e proprio qui si sono manifestati questi problemi tecnici che hanno reso impossibile proseguire il processo. Processo che, come detto, riprenderà il 3 febbraio. Sono state già annunciate dei ritmi di lavoro piuttosto sostenuti, ci saranno udienze anche di sabato, soprattutto bisogna stilare un calendario che vada a incastrarsi con altre udienze di altri processi che sono in questo momento in corso, sempre a carico di diversi degli imputati che sono coinvolti qui a Mestre. Con questo per ora è tutto, vi restituiamo la linea. Oggi San Sebastiano, patrono della polizia locale, con i comandi del Triveneto che si sono riuniti a Padova. È stata l'occasione per tracciare un bilancio dell'attività svolta l'anno scorso. Ebbene, dai dati emerge che sono state 568.000 gli eccessi di velocità accertati dai vigili del Triveneto nel 2019, 46.400 gli automobilisti multati per essere passati con il semaforo rosso. Sono stati rilevati 15.100 incidenti con 10.054 feriti e 92 vittime. Contestati anche oltre 6.500 veicoli privi di assicurazione, fenomeno questo che preoccupa anche rispetto alla pirateria provocata dalla scopertura assicurativa. Le infrazioni accertate sono cresciute del 20% rispetto al 2018. A Vittorio Veneto, nel Trevigiano, 2 case svaligiate ieri sera dai ladri. In una è stata aperta anche la cassaforte e così torna la paura per i furti in casa nella Marca trevigiana. Dopo una tregua durante le festività natalizie torna l'incubo furti nella Marca. È sufficiente dare un'occhiata ai social per vedere come da qualche giorno siano quotidiane le segnalazioni di colpi tentati o andati a segno. Da Dossona a Preganziol, da Quinto, dove i ladri sono entrati in un appartamento dopo aver tagliato i fili dell'illuminazione esterna, a Vittorio Veneto. Il modus operandi lo stesso. I banditi aspettano che cali il buio, che i proprietari escano, poi si introducono in casa e mettono a soqquadro ogni stanza in cerca di denaro e gioielli. Ai ladri bastano pochi minuti per portare a termine il furto prima di scappare. L'ultimo colpo in ordine di tempo, quello messo a segno ieri sera nel Vittoriese. 2 le abitazioni prese di mira. In una i malviventi sono entrati dalla finestra della camera da letto e sono fuggiti con 300 euro in contanti. In una seconda casa i banditi hanno divelto la finestra della sala da pranzo, poi utilizzando un levachiodi e un flessibile hanno forzato la cassaforte rubando il denaro e i gioielli in oro. Sui 2 episodi indagano ora i carabinieri di Vittorio Veneto. Allerta per il coronavirus anche in Veneto, con la task force dei medici di base, soprattutto nei comuni vicini agli aeroporti. Allerta massima, ma nessuna psicosi, avvertono gli specialisti. Di fronte ai nuovi morti registrati in queste ore in Cina a causa del coronavirus, la Federazione Nazionale dei Medici di Famiglia corre ai ripari, diramando ai camici bianchi tutte le informazioni sulla malattia, dalla descrizione dei sintomi ai percorsi igienici da affrontare in caso di emergenza. Una situazione di allerta, avvertono gli stessi medici, ma non di allarme, che interessa soprattutto le città vicine agli aeroporti internazionali, per il Veneto, Venezia, ma anche Treviso e Verona. Una task force, al momento quindi solo informativa, che riguarda tutti gli ambulatori di famiglia del territorio regionale. Noi abbiamo attivato tutta l'organizzazione in modo che appena arrivino le disposizioni vengano diffuse ai medici di famiglia. È giusta la sorveglianza, ma la psicosi deve essere contenuta perché può essere più pericolosa della malattia stessa. Il coronavirus, confermano le autorità cinesi, fa parte della stessa famiglia della SARS e quindi può mutare e propagarsi facilmente. Quanto ai sintomi, sono praticamente sovrapponibili con quelli portati dall'influenza, anche per questo i consigli sono quelli di sempre, soprattutto per chi si deve mettere in viaggio: lavarsi le mani, mangiare cibi cotti, bere acqua in bottiglia, evitare i luoghi affollati. Fondamentale quindi il ruolo del medico di base che conosce le storie personali dei pazienti. Nella pratica quotidiana applicare quello che applichiamo sempre, cioè l'attenzione al paziente nella sua complessità, perché a parte perché il rischio di questa situazione è che si creano degli allarmi ingiustificati. Parliamo adesso di reddito e pensione di cittadinanza, coinvolte nella Marca trevigiana 4.555 famiglie che percepiscono in media 400 euro mensili. La CISL però dice nessuno ha trovato lavoro, la misura così non funziona.
4.555 le famiglie che nella Marca percepiscono il reddito o la pensione di cittadinanza con un importo medio mensile di 400 euro. I dati elaborati dalla CISL sono dell'Osservatorio Statistico dell'INPS, che fornisce le informazioni sui nuclei familiari che percepiscono il beneficio economico introdotto alla fine del 2018 dal governo Lega 5 Stelle e confermato dall'attuale esecutivo. Dall'apertura dei termini per le domande in provincia di Treviso sono state presentate 9.421 richieste di reddito o pensione di cittadinanza. Il 51%, quindi 4.888, è stato accolto. L'importo medio mensile del reddito di cittadinanza, 3.640 le famiglie coinvolte, è di 456 euro, mentre l'assegno per la pensione di cittadinanza, 915 famiglie, si ferma in media a 189 euro. Una situazione che, secondo la CISL, evidenzia due dati. Il primo, che la povertà esiste nel paese, soprattutto anche nel nord-est, cosa che magari qualcuno non la recepisce. La seconda questione è che il reddito di cittadinanza non risolve i problemi del lavoro. Il reddito di cittadinanza, sottolinea la CISL, ad oggi non ha portato gli effetti sperati, ossia la creazione di posti di lavoro e prospettive per lo sviluppo e la crescita, ed il sistema dei navigator, continua il sindacato, non funziona così come è stato concepito. Di qui la richiesta al governo di un cambio di passo. Le risorse del reddito di cittadinanza devono essere indirizzate ad investimenti per la riapertura dei cantieri, per la ricerca, per la formazione, per gli ammortizzatori sociali che non siano sostitutivi del lavoro, ma che siano strumento per accompagnare chi non ha lavoro o chi lo sta cercando. Un giorno su tre i veneti respirano aria malata, è quanto emerge dall'analisi di Legambiente, secondo la quale il Veneto è una delle regioni più esposte. Tra le 19 città che hanno superato il limite, la nostra regione guadagna la prima posizione per numero di capoluogo. Malati cronici con ben 5 capoluoghi. Seguono Lombardia ed Emilia Romagna con 5 città ciascuna. Nelle prime 3 settimane del 2020 Treviso ha superato per 19 giorni i limiti di PM10. A Venezia e Padova i giorni di superamento sono stati 18, segue Vicenza con 17. Non vanno meglio Rovigo e Verona con 15 giorni di superamento. La debole e sporadica costellazione di misure anti-smog messe in campo dalle città dell'area padana, rileva Luigi Lazzaro, presidente di Legambiente Veneto, sono solo interventi palliativi di natura emergenziale e non producono effetti duraturi. È urgente, dice ancora Lazzaro, mettere in campo politiche e azioni efficaci. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, tappa storica Conegliano, dove è stato firmato l'atto costitutivo del soggetto che si occuperà di gestire le colline del Prosecco, patrimonio UNESCO. Primo obiettivo, arrivare ad 1 milione di presenze. Con la firma del governatore Zaia l'avventura UNESCO delle colline del Prosecco entra nella fase operativa, una tappa storica per la Marca suggellata all'Istituto Cerletti di Conegliano. Ecco quindi l'atto costitutivo dell'associazione che si occuperà della gestione del patrimonio dell'umanità, il primo sito vinicolo al mondo ad avere questo tipo di riconoscimento, un primato che si intende far valere a livello internazionale. Noi qui abbiamo un sito, è un sito che è nella top class, come si dice, dei siti UNESCO mondiali, che è nel club dei grandi, come le piramidi d'Egitto, come le cascate del Niagara, il Grand Canyon e molti altri grandi monumenti, per cui figuratevi se possiamo non sentire questa responsabilità. A firmare l'atto costitutivo con la Regione anche i soci fondatori, con Mario Pozza per la Camera di Commercio, Innocente Nardi del Consorzio di tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco, Stefano Marcon e Stefano Soldan per provincia e intesa programmatica d'area. Ognuno ha espresso i propri rappresentanti nel nuovo Consiglio d'amministrazione che sarà presieduto da Marina Montedoro, classe 1976 e un curriculum manageriale in campo agricolo. A volerla lo stesso Zaia, per il quale serve subito entrare nel vivo del piano di gestione con un punto fermo. Noi abbiamo voluto con UNESCO dire che non vogliamo la realizzazione di nessun albergo, questo è l'impegno, tanto è vero che stiamo modificando e abbiamo modificato norme regionali. L'idea sarà quella di una ospitalità diffusa, valorizzando tutti i casolari e i piccoli edifici che abbiamo. Questa è la vera sfida che permetterà comunque di avere un turista che non sarà un turista di massa, ma un turista
molto attento perché sarà un turista informato quando verrà qui. Un turismo sostenibile attorno al quale c'è già interesse. Queste colline sono già la destinazione che cresce di più in Veneto, un Veneto che ha come prima industria il turismo con 18 miliardi di fatturato, si passerà dalle quasi 200.000 presenze a 1 milione di presenze turistiche. 1 milione di presenze, questo è l'obiettivo che sembra alla portata dell'avventura UNESCO. Prima dobbiamo attrezzarci come territorio per accogliere i turisti, creare un turismo di qualità e poi pian piano crescere nei numeri. È pronto il piano per far brillare la bomba della seconda guerra mondiale ritrovata la scorsa settimana a Marghera. Per circa 4 ore Venezia rimarrà isolata, prevista l'evacuazione di circa 3.000 persone. È un'autentica mobilitazione generale quella che si annuncia per domenica 2 febbraio tra Venezia e Mestre. Al centro delle operazioni ci sarà la bomba d'aereo ritrovata una settimana fa da alcuni operai impegnati in un cantiere in via Ferraris a Marghera. Poco più di 220 kg, di cui 129 di tritolo, rimasti sepolti per quasi 80 anni, risalenti ai bombardamenti subiti da Porto Marghera durante la Seconda Guerra Mondiale. Il piano di intervento predisposto dagli artificieri dell'esercito dell'8° Reggimento Guastatori Paracadutisti Folgore di Legnago inizierà alle 6 del mattino con un'evacuazione che interesserà un raggio di 1 chilometro e 860 metri della zona circostante. Abbastanza per arrivare in viale San Marco e in via Forte Marghera, un'operazione che coinvolge circa 3.000 persone. A qualche centinaio di metri da dove è stata ritrovata la bomba si trova anche il Ponte della Libertà, per cui niente treni o auto, chiuso al traffico anche l'aeroporto Marco Polo, fermi alcuni stabilimenti con impianto a ciclo continuo di Marghera e le banchine del porto. A pochi passi dall'ordigno c'è peraltro anche la Fincantieri. L'intervento durerà al massimo 4 ore. Alle 7:30 entreranno in scena gli artificieri. Tolta la spoletta, l'ordigno passerà alle cure della Marina Militare, che lo condurrà in mare uscendo dalla laguna attraverso la bocca di porto di Malamocco. Sarà proprio in mare aperto a circa 5 metri di profondità che un artificiere sub farà brillare la bomba con una carica. Gli alpini di Bassano sono arrivati nel luogo dove 77 anni fa venne combattuta una durissima battaglia tra gli italiani e l'Armata Rossa. Eccoli mentre recitano la preghiera dell'alpino proprio nel luogo in cui tanti italiani hanno perso la vita in quei tragici giorni. È iniziata l'avventura russa degli alpini di Bassano, che assieme ad altre penne nere bresciane e bergamasche stanno ripercorrendo la ritirata dell'armata italiana del 1943. Ecco la toccante preghiera dell'alpino recitata dalle nostre penne nere sotto la sferza del vento gelido di Novo-Postolajovka, dove si svolse una delle più dure battaglie fra le divisioni italiane e l'Armata Rossa. Signori a posto, signori atti! Preghiera dell'alpino. Sulle nude rocce, sui perenni ghiacciai, su ogni balsa delle Alpi, ove la provvidenza ci ha posto a baluardo fedele delle nostre contrade, noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto, eleviamo l'animo a te, o Signore, che proteggi le nostre mamme, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani, e ci aiuti ad essere degni delle glorie dei nostri avi. Dio Onnipotente, che governi tutti gli elementi, salva noi, armati come siamo, di fede e di amore. Salvaci dal cielo implacabile, dai vortici della tormenta, dall'impeto della valanga. Fa che il nostro piede posi sicuro sulle creste vertiginose, sulle diritte pareti, oltre i crepacci insidiosi. Rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci la nostra patria, la nostra bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana. E tu, Madre di Dio, candida più della neve, tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza e ogni sacrificio di tutti gli alpini caduti, tu che conosci e raccogli ogni anelito e ogni speranza di tutti gli alpini, vivi ed in armi, tu benedici e sorridi ai nostri battaglioni e ai nostri gruppi, così sia. Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento tra poco con una nuova puntata di Ore 13 e poi questa sera torna 20:10 in studio il professor Mario Bertolissi, costituzionalista, e poi in prima serata alle 21:15 come ogni giovedì torna la Zanzega alla scoperta delle bellezze del Triveneto. Vi lascio adesso alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.
Bentrovati al meteo. L'alta pressione ha ripreso pieno possesso del territorio, garantendo così condizioni ancora di tempo stabile. Vediamo la situazione di giovedì 23 gennaio. Sul Veneto bel tempo, con ampio soleggiamento ovunque e cielo al massimo poco nuvoloso. Sarà possibile tuttavia qualche foschia e qualche addensamento sulle pianure, specie su quelle più meridionali della nostra regione. Temperature minime fino a -3 gradi, valori massimi tra 7 e 8 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole ovunque e cielo al massimo velato senza precipitazioni. Temperature minime sopra lo zero solo a Trieste, massime tra 9 e 10 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui sarà una splendida giornata soleggiata su tutti i settori, il cielo sarà al massimo, vedete, poco nuvoloso. Temperature minime sotto zero, massime tra 11 e 12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.